Chiave di lettura. In studio Alessandra Rauti. La Contessa Rossa è il libro di oggi, pubblicato da Teche Editori, è opera di Nichi Marcelli, giornalista e scrittore, cronista investigativo e critico di spettacolo, insomma un curriculum ricco. Stavolta ha confezionato una coinvolgente avventura tra passato e presente che ci porta dalle Dolomiti alla Romagna, passando per il Paraguay. Ascoltiamo Nichi Marcelli. La Contessa Rossa è innanzitutto una grande avventura venata di thriller e di commedia. È una grande caccia al tesoro che abbraccia 70 anni e si snoda per mezza Italia. La vicenda ruota intorno al misterioso contenuto di una borsa ritrovata in un crepaccio sulle Dolomiti accanto alle ossa di una nobile partigiana chiamata la Contessa Rossa, borsa che la combattente aveva catturato un criminale nazista in fuga nell'aprile del 1945. 70 anni dopo, sua nipote Sara, nota nel jet set con lo stesso soprannome dell'Ava, la Contessa Rossa, ma per motivi assolutamente differenti, affiancata da una giovane giornalista in cerca di scoop, da una restauratrice dell'opificio delle Pietrature di Firenze e da un maître d'hotel ironico e pieno di sorprese, cercherà di capire cosa contengono dei documenti rovinatissimi dal tempo e dalle intemperie ritrovati nella borsa, sulla cui copertina si intuiscono i timbri del comando della SS. A rendere più complicata la loro ricerca, i discendenti di alcuni nazisti che, sapendo benissimo di quale segreto si tratti, cercheranno di impadronirsene. È un romanzo ricco di colpi di scena e di situazioni al cardiopalma, ma anche pieno di ironia, che parte da San Candido e passando per Bolzano, Firenze e Roma si conclude a Cesenatico, nei sotterranei di un'ex colonia ora trasformata in lussuoso Grand Hotel, ma che negli anni della guerra era diventata sede del comando tedesco e nasconde ancora molti segreti. Nazisti, aristocratici singolari, giornaliste, poi molti luoghi, tanti belli. Com'è nata l'idea? Ma l'idea è nata da un chiodo, un giubbotto di pelle rossa che ho visto in una vetrina. Ho detto come starebbe bene alla mia amica Sara, la persona che mi ha ispirato poi il personaggio della contessa. A seguire è venuta tutta la storia. Volevo raccontare un'avventura, che però fosse anche un viaggio alla riscoperta del passato, un viaggio anche turistico, perché le due protagoniste girano mezza Italia inseguendo questa borsa e questo mistero che ci ruota intorno e nel frattempo vedono cose bellissime, cose molto particolari. Una trama davvero particolare, ma contiene qualcosa di biografico o di autobiografico? C'è un po' di me in tutti i personaggi. È ovvio che tra le pagine del libro affiori anche parte del mio vissuto, episodi o aneddoti che mi sono capitati. Come in tutti i libri c'è sempre un po' dell'anima e del cuore dell'autore e anche della sua vita. Io poi in questo libro il cuore ce l'ho messo veramente. È tutto. Per riascoltare questa puntata andate su chiavedilettura.rai.it. A risentirci lunedì.